una Genova verticale si racconta anche con questi costumi splendidi. Che cosa rappresentate? E noi siamo il gruppo storico Sextum, abbiamo abiti di diverse epoche e oggi presenteremo un abito del 1100, che vedete lì, poi presenteremo due abiti del 1400, che sono qua dietro di me, un abito del 1840 e questo che indosso io che è un abito del 1910. Ma io le chiedo questo, no? Chiedo a lei, ma penso che sia una domanda. Quando indossate questi abiti, oggi insomma, siamo contemporanei, ma qualcosa vi trasmettono dello spirito di quel tempo? Sì, è un modo di vivere un'epoca che, diciamo, vivere a quell'epoca sarebbe stato, tra virgolette, scomodo per noi, per tutte le scomodità che c'è, però ha un fascino particolare. E noi entriamo e viaggiamo un po' in queste epoche passate. Quindi siete dei privilegiati, avete quasi una macchina del Del tempo in tempo, sì, sì, sartoria. sì, sì. In sartoria facciamo, noi diciamo gli abiti li realizziamo, siamo volontari, li realizziamo noi, sono tutte cose ricostruite da noi, di cosa sono, ci sono cose ricamate, ricostruite su modello antico, ogni cosa che presentiamo è documentata. Quindi andate a fare degli studi specifici prima Ricerche, di sì, sì, sì. realizzare. C'è tutta una ricerca dietro ogni abito. Ricerca è un continuo ricerca e un continuo cucire, perché siamo matti, cuciamo fino all'ultimo momento. Cucire per stupire. Sì.